Ultimi tempi. Nelle terribili tenebre che verranno, brillerà solo la luce della fede. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi delle profezie di Maria Suter maritata Graf, la quale è stata una mistica tedesca vissuta tra il 1906 ed il 1964. Fin da piccola ebbe sempre un grande amore per Gesù sacramentato, si sposò divenuta più grande e divenne madre di 5 figli e continuò ad avere, nonostante la sua intensa vita matrimoniale, visioni mistiche, colloqui con Gesù e Maria che le apparvero rivelandole tutta una serie di messaggi che la mistica ha trascritto in un quadernetto che è stato poi pubblicato con il titolo Le rivelazioni dell'amore divino. Per quanto riguarda le profezie sul futuro che ci aspetta, ecco quanto rivelato da Gesù a Maria Suter Graf. Mi misi a letto senza pensare a nulla. Durante la notte mi svegliai e mi sentii veramente in presenza della Santissima Trinità. Da una luce uscirono queste parole: io sono la madre della divina giustizia. Se si rifiuterà la mia richiesta, mio figlio, in veste di giudice, verrà dopo di me per castigare il mondo peccatore. Un tuono spaventoso annuncerà l'ora della sua ira. Allora gli animali cercheranno istintivamente un rifugio sicuro. Vidi tutto ciò ad occhi aperti. La terra tremava per questo rumore spaventoso di tuoni. Caprioli, lepri ed uccelli fuggivano a nascondersi in fretta. Poi, come un'immensa nuvola in forma di velo, vennero delle tenebre profonde. Sentii ancora: delle tenebre profonde avvolgeranno la terra per proteggere coloro che saranno salvi. Satana avrà potere su tutti gli uomini che ostacolano il piano salvatore della loro regina. A questo numero appartengono coloro che hanno disprezzato e combattuto la recita del rosario e che di conseguenza sono dalla parte dei suoi nemici. Satana, con i suoi demoni, assalirà la sua preda. Questi spiriti dannati strapperanno l'anima dal corpo ai peccatori ancora vivi. Allora si sentirà un fetore nauseante che emanerà dai demoni. Nessuna luce brillerà nelle tenebre, all'infuori di quella della fede, cioè da coloro che avranno corrisposto fedelmente alla mia richiesta. Molte anime saranno salvate per mezzo dell'intercessione dei giusti e coloro che senza colpa sono fuori dalla Chiesa. Satana se ne andrà all'inferno con il suo bottino. Dopo la vittoria di Gesù e Maria, gli eletti saranno un solo vile con un solo pastore. Io chiesi se quel fetore fosse emanato dai vizi e dai peccati ed ebbi questa risposta: no, Satana si presenta come un principe di questo mondo. Egli ucciderà con il suo odore pestilenziale tutti coloro che lo servono con il vizio ed il peccato mortale. Pregate, pregate affinché in un istante gli uomini riconoscano Dio e si convertano. Allora ci sarà la pace. Mentre stavo ascoltando queste parole,
sentii in gola un odore nauseabondo e terribile. Stavo per dare di stomaco e questo malessere durò 2 giorni. In seguito capii che dovevo scrivere ciò che avevo visto. Appena ebbi finito di scrivere, tutto scomparve ed io mi sentii di nuovo bene. Ah, se potessi comunicare queste cose agli uomini, a coloro che soffrono, che sono afflitti, per invogliarli a recitare il rosario. La Madonna vuole aiutarci, vuole salvarci e preservarci dalla dannazione eterna. Ella ci domanda il rosario, che è la sua preghiera preferita, poiché l'Ave Maria è il saluto dell'Eterno Padre all'ancella che egli si scelse. Il Padre nostro è la preghiera di suo Figlio all'Eterno Padre e i misteri del rosario ci mostrano la strada che ella seguì con Gesù, secondo il piano della salvezza e dell'amore divino. Chiunque riflette un po' deve riconoscere che la Santissima Vergine vuole, specialmente oggi, chiamare malati ed afflitti a recitare ogni giorno il rosario per la conversione dei peccatori, per poter manifestare loro il suo aiuto come Madre della Divina Giustizia. Cose terribili che mi furono rivelate verranno. L'era mariana sarà presto finita. Il Figlio di Dio non volgerà il viso verso coloro che non hanno ascoltato le richieste e gli avvertimenti della sua Santa Madre Benedetta. Ecco la punizione, poiché il principe di questo mondo avrà potere su di essi e su tutti coloro che lo servono. I demoni sputeranno fuoco e zolfo, che sono già pronti, e il fetore sarà così orribile come se da vivi ci si staccasse l'anima dal corpo. Coloro che portano il segno di Maria, il rosario, saranno salvati. Tutti coloro che ascoltarono le esortazioni della Santa Chiesa e vissero secondo la volontà della Madonna saranno salvati dal buon profumo delle virtù divine, della fede, della speranza e dell'amor di Dio. Queste virtù saranno inculcate e mantenute nei cuori per mezzo della meditazione sui misteri del rosario. Spesso vorrei percorrere il mondo e far riflettere le anime per convertirle, ma è Maria, colei che può dare a molti le grazie che noi chiediamo per la salvezza delle anime. Giorni fa, dopo la comunione, mi lamentavo con Gesù della mia debolezza ed egli mi disse: «Figlia mia, io sono la misericordia infinita, fino al momento in cui ritornerò come giusto giudice. Allora Dio interverrà come al tempo di Noè, però invece del diluvio ci sarà una pioggia di fuoco e i demoni saranno gli esecutori del castigo».